Allora, ci alziamo in onore alla parola di Dio e andiamo a leggere Giovanni, capitolo 3, versetto 1. Ora c'era fra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne a Gesù di notte e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui. Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E Nicodemo disse: Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo, rispondendo, gli disse: Come possono accadere queste cose? Gesù rispose e gli disse: Tu sei un dottore di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose terrestri e non credete, come credereste se vi parlo delle cose celesti? Or nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo, cioè il Figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Amen. Vi potete sedere. Intanto vi annuncio che faremo uno studio su questo capitolo, su questo pezzo del capitolo 3 e del capitolo 4, quello che viene appresso, perché è interessante fare il confronto tra Nicodemo e la donna samaritana, che rappresentano due aspetti di questo mondo, quello dotto e quello religioso, quello invece pagano, diciamo così, e peccatore. Quindi Gesù, se voi ci fate caso, non dice a Nicodemo, non parla a Nicodemo del paradiso, ma del regno dei cieli, scusate, non parla della salvezza, ma del regno dei cieli. Perché? Perché il concetto di salvezza era già esistente nell'Antico Testamento. I giusti che erano dell'Antico Testamento già si salvavano, non andavano certamente in paradiso, ma andavano in un posto che era chiamato il seno di Abramo. Quindi non andavano all'inferno, ok? Perché erano persone giuste e per loro era riservato un posto dove c'era, diciamo così, ristoro. Non era un luogo di tormenti e non poteva essere paragonato all'inferno. Ma Gesù è venuto a parlare a Nicodemo e agli ebrei del regno dei cieli, cioè che era un'altra cosa per il quale non erano abituati i giudei, anche se la parola di Dio, l'Antico Testamento, molto spesso parlava di Davide, di come Davide avrebbe regnato su Israele, ma non parlava di Davide solo come Davide che conosciamo noi, ok? Ma parlava di Davide l'unto del Signore, cioè Davide Gesù. Quindi Gesù non era venuto ad annunciare tra virgolette, la salvezza, ma era venuto ad annunciare il regno, perché seppur noi arriviamo alla salvezza, ma non comprendiamo il meccanismo del regno, noi abbiamo difficoltà a capire le cose celesti. Come ha detto Gesù a Nicodemo, se io vi parlo delle cose della terra e non le capite, figuriamoci se vi parlo delle cose celeste e non le capite. Quindi il concetto di regno dei cieli ci apre gli occhi sulle cose spirituali, ci apre gli occhi su come funziona il mondo celeste e non quello terrestre. Amen? Amen? Amen. Ok, vi voglio sentire oggi. Quindi Nicodemo è il dottore. Guardate che è uno che vuole capire, riconosce in Gesù che è stato mandato da Dio, lo chiama maestro. Però ci va di notte e ci va di nascosto, perché evidentemente ha paura di qualcosa. Gesù parla delle cose terrestri e delle cose celesti.
Però, quando Gesù parla sia delle cose terrestri che delle cose celesti, ha bisogno che il suo interlocutore abbia un'apertura particolare, cioè che è la nuova nascita. E gli dice: se tu non sei nato di nuovo, non puoi capire le cose del cielo. Se voi ci fate caso all'inizio, Nicodemo un po' se lo vuole catturare la simpatia di Gesù e gli dice: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, lo vuole un pochino portare verso di sé, però Gesù, siccome lo conosce e siccome l'ha chiamato maestro, va subito al dunque e ci dice: è inutile che tu parli, è inutile che tu mi vuoi girare la frittata come vuoi, io ti dico qual è la verità, se tu non nasci di nuovo non vedrai il regno dei cieli, mi dispiace, per te non c'è salvezza. Quindi Gesù è schietto e chiaro e dice chiaramente a Nicodemo che senza la nuova nascita non ci può essere rivelazione. Ognuno di noi senza la nuova nascita non può avere la rivelazione. Dì alla persona accanto a te: senza nascita niente rivelazione. Amen. Nel versetto 2 Nicodemo dice: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare segni che tu fai se Dio non è con lui. Però se voi andate a leggere anche il versetto 11 dice: voi non accettate la nostra testimonianza. Che significa? Che riconoscevano i segni, ma non riconoscevano le parole di Gesù. Gesù dice: sì, voi mi dite che io sono maestro solo perché mi vedete fare delle cose, i miracoli, ma non avete accettato la nostra testimonianza. E lui parlava di se stesso, del Padre e dello Spirito Santo. Quindi Nicodemo aveva avuto la conoscenza delle cose di Gesù come maestro dalle cose che vedeva, non dalle cose che sentiva, perché le cose che sentiva erano quelle che facevano paura, erano quelle che l'hanno costretto a venire di notte, ad andare a Gesù di notte. Quindi spiritualmente per noi che cosa vuol dire? Che a Nicodemo piaceva molto l'apparenza, piaceva molto vedere Gesù all'opera, piaceva molto vedere Gesù che si muoveva, e non solo, vedeva in quello anche la mano di Dio e riconosceva in Gesù che era stato mandato veramente da Dio. Ma Nicodemo in un certo senso voleva sistemare il suo modo di parlare, lo voleva correggere, tra virgolette. Era andato là perché lo voleva correggere. Infatti Gesù gli dice: sì, ma tu credi in me, ma non credi in quello che io dico. E questo è grave, perché non è bello avere un maestro a metà. Vedere questo maestro Gesù bello quando fa le opere, ma scomodo quando parla. E noi siamo pure così. Perché guardate che la fede cresce dalla parola, non cresce dalle opere. Anche se può essere la scintilla, come nel caso di Nicodemo, le opere sono state la scintilla che lo hanno portato a Gesù, ma quello non crea fede, sono le parole che creano la fede. E Gesù stava dicendo: se tu non ascolti le mie parole, tu non entrerai nel regno dei cieli, tu non puoi nascere di nuovo. Perché è la testimonianza che io do di me stesso e del Padre e dello Spirito Santo che ti trasformano dentro e ti fanno nascere di nuovo. Ma Nicodemo, siccome era un tipo anche curioso, disse: ma queste cose come possono accadere? E Gesù prende un esempio dell'Antico Testamento, che per lui era chiaro e capiva benissimo, che è quello del serpente di bronzo, quando ci fu la ribellione degli israeliti, degli ebrei nel deserto, e furono morsi dai serpenti e morirono a migliaia. Quindi Mosè subito cercò di capire che cosa doveva fare. Dio gli disse: fai un serpente di bronzo e innalzano, chiunque guarderà quel serpente di bronzo sarà salvato. E Gesù che cosa dice? Ecco, anche io sarò innalzato. Non scordatevelo questo, perché Nicodemo ha avuto una profezia. Nessuno nel Nuovo Testamento ha avuto una rivelazione tale, solo a Nicodemo ha detto che doveva essere innalzato sopra un palo. Solo Nicodemo aveva questa rivelazione. E solo a Nicodemo è stato detto che sarebbe stato messo in croce. Tutti gli altri avevano annunciato la sua morte, avevano annunciato la sua resurrezione, ma solo Nicodemo aveva avuto questa rivelazione, perché Nicodemo aveva un cuore comunque che era predisposto. Amen? Amen? Amen. Gloria a Dio. Quindi,
Era una persona che aveva comunque paura del giudizio dei suoi amici. I suoi amici erano la cricca che lui frequentava, i farisei, il sinedrio, no? Più è in alto una persona, e in questo vedremo anche il confronto con la Samaritana, più in alto è una persona, o comunque più in vista è una persona, più ha timore di esporsi. Più è in basso una persona, qual era la povera signora, la 5 volte signora samaritana, ok? Più era in basso, più era contenta di annunciare quello che aveva scoperto. Infatti Nicodemo non ha convertito nessuno. La Samaritana ha convertito una città intera. Amen. Amen. Certo, non è che Nicodemo non era peccatore, pure peccatore era, però era un peccatore di lustro, era un peccatore vestito con la toga, mentre quella era una peccatrice povera, sola e disperata. Giovanni 19:38. Dopo queste cose Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù. E Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Or venne anche Nicodemo, che era in precedenza andato di notte da Gesù, portando una misura di mirra e di aloe di circa 100 libre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in panni di lino con gli aromi, secondo il costume di sepoltura in uso presso i giudei. Or nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo, nel quale non era ancora stato posto nessuno. Lì dunque, a motivo del giorno di preparazione dei giudei, misero Gesù, perché il sepolcro era vicino. Nicodemo, in tutto il Vangelo, viene ricordato 3 volte, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, anzi solo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, quello che abbiamo letto, al capitolo 7, perché ci fu un momento dove si discuteva di quello che fare di Gesù e Nicodemo fu uno di quelli che si oppose, tra virgolette, e nel capitolo 19, cioè quello che abbiamo appena letto. Nicodemo si presenta alla tomba, si presenta alla croce insieme a Giuseppe d'Arimatea, e lui porta una misura di, abbiamo detto una misura di mirra e di aloe, di circa 100 libre, ora solo per cultura generale. L'aloe non è quella che conosciamo noi, perché non esisteva in Europa, è una pianta americana l'aloe, quindi nel continente americano all'epoca l'America non c'era, non era stata scoperta, ok? Quindi si parla di un altro tipo di aloe, quando si parla di aloe si parla di tantissime piante, in questo caso è una specie di albero profumato, quindi quando qua dice una misura di mirra e di aloe, va bene, parla di qualcosa che è in polvere, infatti dice aromi. Perché non olio? Perché Gesù era stato già unto, se ve lo ricordate, da una donna. Sì, la donna che unse Gesù con il vasetto di olio, ve lo ricordate che l'ha rotto, che si lamentarono e dissero: con questo vasetto avremmo potuto sfamare tanti poveri, perché quel vasetto di alabastro valeva la bellezza di un anno di lavoro di un operaio, un anno di lavoro di un operaio. Pensate. Mentre una misura di mirra e di aloe, che erano 100 libre, ricordatevi questo perché è importante, 100 libre equivalgono alla bellezza di 33 kg circa, poco meno di 33 kg di roba con cui aromatizzarono il corpo di Gesù. 33 kg, ed equivaleva alla paga di un operaio di 100 anni. Cioè Nicodemo ha fatto una spesa che era fenomenale. 100 anni di un operaio, di lavoro, della sua paga.
Comunque, perché Nicodemo è andato alla croce? Perché a Nicodemo era stato annunciato che Gesù sarebbe stato innalzato. E quando l'ha visto innalzato, aveva capito che Gesù gli aveva detto qualcosa di importante. Che quello era un momento cruciale nella sua vita e che doveva guardare a lui mentre era innalzato. Ecco perché era là. Probabilmente Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, erano amici e parlavano tra di loro. Arimatea oggi è la città di Ramallah, dove c'è in Cisgiordania. Quindi Nicodemo, in un certo senso, esce allo scoperto, si fa vedere e inizia a testimoniare che crede in Gesù. Guardate che andare a prendere un crocifisso non era una cosa semplice. Non pensate che uno va da Pilato e ci dice: «Oh Pilato, posso prendere il corpo di Gesù?» Che per Pilato Gesù valeva tanto quanto il buon ladrone e il cattivo ladrone. Non è che aveva una visione diversa di Gesù di tutti gli altri crocifissi che erano lì in quel momento. Il suo desiderio di rinascere fu superiore alla sua paura e uscì allo scoperto. Quindi ha rinunciato alla sua immagine di fariseo, e guardate che quando dico fariseo non è una brutta parola, perché anche Gesù era fariseo, nel senso positivo. C'erano i farisei però che erano cattivi, Gesù ce l'aveva con i farisei cattivi, va bene? Ma Nicodemo decide di fare vedere palesemente che non gli importava più niente dei suoi titoli per seguire Gesù e ha speso un patrimonio per Gesù, perché aveva avuto la rivelazione che Gesù gli aveva detto: se non credete in me non vedrete il regno dei cieli. E gli aveva detto anche un'altra cosa, che lui era il figlio di Dio che doveva morire. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Nicodemo ha avuto una grande rivelazione e non se l'è fatta scappare. Marco 15,42. Poi, avvicinandosi ormai la sera, poiché era la preparazione, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, un rispettabile membro del consiglio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, andò coraggiosamente, di la persona accanto a te, coraggiosamente da Pilato e domandò il corpo di Gesù. Quindi, come vi ho detto poco fa, probabilmente Giuseppe e Nicodemo chiacchieravano tra di loro. No? Ma tu che pensi di Gesù? Ma io mi disse veramente che se noi non accettiamo Lui come Signore e Salvatore non entreremo nel Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli? Che cos'è il Regno dei Cieli? Ah, il Regno dei Cieli mi disse Gesù che solo quelli che nascono di nuovo ci possono andare. Ma come si nasce di nuovo? E iniziano la discussione di questi due. E Pilato si meravigliò che fosse già morto e chiamato il centurione gli domandò se fosse morto da molto tempo. E rassicurato dal centurione concesse il corpo a Giuseppe e questi comperarono un lenzuolo e lo deposero su Gesù. Lo avvolsero nel lenzuolo e lo misero in un sepolcro che era stato scavato nella roccia. Poi rotolò una pietra davanti all'entrata del sepolcro. Siccome noi sappiamo dal versetto 43 che era un rispettabile membro del Consiglio, poco fa vi ho detto che per prendere un corpo dalla croce non era semplice. Forse nella storia dei Romani questo è uno dei pochissimi casi che si contano sulle dita della mano. E considerate che loro ne ammazzavano sulla croce a migliaia, a centinaia, tanti. Solo persone rispettabili potevano andare, perché Giuseppe si è preso di coraggio, è andato da Pilato e ci disse: me lo dai il corpo?
E Pilato glielo ha concesso, ma mai veniva concesso. Mai, era una cosa impensabile. Quindi tutti i crocifissi dovevano essere buttati in realtà dentro una fossa comune. Tutti i crocifissi, tutti quelli che erano crocifissi venivano messi dentro un'unica fossa e sepolti tutti insieme. Nessuno poteva chiedere il corpo del crocifisso tranne appunto una persona che era illustre. Quindi Giuseppe, insieme a Nicodemo, furono le uniche due persone che si opposero alla crocifissione di Gesù o comunque alla condanna di Gesù. Nicodemo era anche uno che aveva paura, come Giuseppe, erano due paurosi, sempre per lo stesso motivo, perché avevano un ruolo importante nella società, erano personaggi di spicco, erano persone che tutti vedevano. E il fatto che loro si siano esposti vuol dire che loro avevano creduto veramente in Gesù. Mentre Nicodemo aveva portato con sé 100 libbre di aromi dal valore inestimabile, Giuseppe ha fatto un'altra cosa, ha dato la sua tomba, che anche quella era una cosa di valore inestimabile. Una tomba nuova scavata nella roccia, lui se l'era fatta fare per se stesso. Là dentro non c'era mai stato sepolto nessuno. Perché? Perché era usanza dei giudei di quel tempo, ve l'ho spiegato l'altra volta, che il morto stava lì un anno, dopodiché riaprivano la tomba, prendevano le ossa e li conservavano in un ossario e la tomba veniva riutilizzata. Quindi quella tomba era di un valore fuori dal normale, era la tomba di un ricco, perché Nicodemo era una persona non solo in vista, ma ricca. Noi sappiamo che infatti si realizza la parola di Isaia, dove dice che fu annoverato tra i malfattori, ma fu sepolto nella tomba del ricco, perché si è realizzata quella profezia. Quindi Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea sono due personaggi che rappresentano due mondi. O meglio, hanno avuto due ruoli particolari per noi. Ci danno due messaggi particolari. Nicodemo ci dice che bisogna metterci la faccia. Nicodemo ci dice che le cose di nascosto non vanno proprio bene, perché non dimostriamo di aver capito le cose del cielo, le cose celesti, perché Nicodemo non aveva capito le cose celesti, glielo aveva detto Gesù. Quindi Nicodemo rappresenta colui che ha aperto, al quale sono stati aperti gli occhi sulle cose celesti. Gesù gli ha spiegato che doveva nascere di nuovo. E se non lo spiegava a Nicodemo, non lo sapevamo neanche noi. Gesù ci sta dicendo che noi dobbiamo nascere di nuovo, ma è ovvio che noi siamo nati di nuovo, nessuno mette in dubbio, io non voglio mettere in dubbio la nuova nascita di nessuno in voi, ma questo fa sì, la nuova nascita fa sì però che ti fa uscire allo scoperto, non ti fa fare più le cose di nascosto, non hai più vergogna delle parole di Gesù, perché di questo stiamo parlando. Non ti aspetti che Gesù ti faccia il miracolo, ma ti aspetti che Gesù ti parli. Questa la puoi scrivere come citazione. Ok, tu non ti aspetti più che Gesù stenda la tua mano per farti vedere le cose meravigliose che sa fare, perché lo sappiamo. Ci aspettiamo che Gesù ci parli, perché quelle cose noi non sappiamo, le sue parole non conosciamo. Ci aspettiamo che Lui si riveli alla nostra vita. Amen. Giuseppe d'Arimatea invece rappresenta quella persona, e pensate che è solo menzionato qui, in questo versetto, dopodiché scompare dalla scena di tutto il Nuovo Testamento. Però ha fatto una cosa meravigliosa, una sola cosa, che possiamo dire ha cambiato il mondo. E l'ha cambiata veramente. Una persona che è andato sotto quella croce e ha detto io ci credo e voglio fare tutto il possibile perché voglio onorare quest'uomo. Niente ha fatto, ha onorato una persona cedendo la sua tomba. Ha onorato Gesù dandogli quel buco nella roccia nuovo, fatto nuovo. Ha evitato che fosse buttato con tutte le altre ossa.
con tutti gli altri cadaveri. Tra le altre cose, venivano gettati nella fossa comune quelli che erano crocefissi, non che erano morti, ma che erano già in evidente stato di putrefazione. Quindi dopo che erano già inguardabili, venivano presi e buttati nella fossa comune. Invece Gesù è stato preso prima che questo succedesse. Giuseppe d'Arimatea ha fatto un gesto meraviglioso, ha dato la sua tomba. Perché? Perché era necessario? Perché Gesù non poteva risuscitare in mezzo ai cadaveri. Perché se le donne la mattina del primo giorno non avessero visto la tomba vuota, non avrebbero potuto dire che era risorto. Se era una fossa comune, andavano alla fossa comune, avrebbero trovato ossa che potevano essere ossa di chiunque. Non c'era la testimonianza del Gesù risorto. Giuseppe d'Arimatea ha creato uno squarcio sulla terra, che era quella tomba, affinché Gesù potesse uscire dalle tenebre e dalla tomba. Se non c'era Giuseppe d'Arimatea, noi non avremmo avuto la testimonianza di Gesù come la conosciamo oggi. Forse neanche cristiani saremmo diventati. Forse saremmo ancora adoratori di Giove, di Venere e compagnia bella. Vedete il gesto di una sola persona che è venuta alla luce, che non ha avuto più paura del giudizio dei suoi amici, che non pensate all'amico, ma io con questo ci travaglio, siamo amici, me lo sorbisco a vita perché ci devo lavorare, o me lo tengo. No, lui era una persona ricca, rispettabile, una persona che era fuori dal comune in Israele e a Gerusalemme. Ha preferito metterci la faccia e ha preferito con tutto il cuore onorare una persona che a lui non aveva fatto niente. Una parola Gesù a Giuseppe non gliel'ha mai rivolta. Forse neanche si sono mai incontrati e probabilmente subito dopo non avrà mai visto gli apostoli, perché non sappiamo più niente di questa persona. Niente, neanche la tradizione, diciamo, che poi crea fantascienze di quelle pazzesche, Santo Graal, l'Angelo di Longina e via dicendo, ma quelle sono favole, non c'è niente di vero. Ma di Giuseppe d'Arimatea compare, fa un gesto meraviglioso e apre le porte al Cristo in questo mondo e poi scompare. E noi certe volte ci ammazziamo a fare delle cose che Dio non gradisce e non vuole, perché siamo ribelli, e le facciamo a modo nostro, le facciamo nel modo sbagliato e non concludiamo niente, anzi saremo ricordati per quelli che hanno fatto la cosa sbagliata. Giuseppe d'Arimatea una cosa sola fece, ma la fece buona. E siamo chiamati a fare anche noi come Giuseppe. Quello che facciamo, quell'unica cosa che facciamo, quell'unica chiamata che il Signore ci ha chiamato a fare, facciamola bene. Dì alla persona accanto a te, falla bene. Amen. Quindi, però sia Giuseppe che Nicodemo rappresentano anche gli uomini del coraggio. Perché? Ma non è che avevano paura di morire, perché non c'era questo rischio per loro, erano persone benestanti, che stavano bene. Cioè, quello ha portato 100 anni di salario di un operaio. Pensate che aveva dato tutto, chissà quanto aveva ancora a casa. Giuseppe d'Arimatea era una persona abbastanza ricca, non avevano paura di morire. Non era proprio lontano, era proprio un pensiero lontano dalla loro mente. Avevano paura di essere emarginati, perché tutti quelli che in un certo modo si avvicinavano a Gesù venivano emarginati. Vi ricordate il cieco nato? Ma anche a Nicodemo gli dissero: ma tu che sei? Suo discepolo? Tutti quelli che si avvicinavano a Gesù venivano messi da parte. La loro paura era quella. Però loro hanno aperto il cuore e hanno capito che forse era meglio invece seguire Gesù. Ecco che cosa vuol dire metterci la faccia. Non preoccuparsi di essere marginati. Delle conseguenze del nome di Gesù, esatto. Non ti devi preoccupare.
sappi che il tuo modo di fare può salvare milioni di persone, perché grazie a Nicodemo milioni di persone si sono potute salvare. Gesù si è servito di Nicodemo, lo Spirito Santo si è servito di Nicodemo per condurlo verso quella tomba vuota. Non solo, rappresentano anche due persone che ci perdono, umanamente parlando. No, ci perdono, ci rimettono, investono per il regno dei cieli. Perché Giuseppe noi sappiamo che era curioso, lui aspettava il regno dei cieli e quindi per lui quello è stato un investimento. Quella tomba vuota per lui è stato un investimento. Prima era l'investimento per se stesso, però poi ha investito nel regno dei cieli. Ha avuto la certezza della salvezza. Quando ha visto Gesù ha detto forse è lui. No, ha pensato che era lui il Messia. Quante cose ci insegnano queste due persone che escono allo scoperto, sono tetri, camminano nell'oscurità. Ok, perché si scandano del giudizio dei loro amici, hanno paura di essere marginati, poi escono allo scoperto e ci danno questo meraviglioso dono. Quanto siamo noi pronti a fare le stesse cose? Quanto siamo predisposti a investire e a metterci anche la faccia? Ricordatevi che Gesù ha detto che la croce è vergogna. Punto. Però dice che si vergognerà di me, anche io mi vergognerò di lui. Amen. Dunque, una singola tomba sarebbe stata, da quella singola tomba noi avremmo avuto il Gesù risorto e quindi le donne hanno potuto constatare che Gesù era risorto. Dicevamo prima Isaia 53,9, sepolto con il ricco e non con gli empi. Quindi Giuseppe d'Arimatea ha adempiuto anche questa profezia. E quando Giuseppe, io penso che alla fine Giuseppe sia andato a leggere Isaia 53 e abbia detto ma forse sono io. E si è fatto contento perché già Isaia parlava di lui. Ci vogliamo alzare, vogliamo pregare? Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo per questa parola che tu oggi hai portato nelle nostre vite. Grazie, Signore, intanto grazie per la vita che tu hai dato per noi. Grazie, Signore, perché non hai guardato, non hai ritenuta preziosa la tua vita, ma l'hai donata per noi, Signore, per darci salvezza. Noi vogliamo essere come Nicodemo, Signore. Vogliamo veramente dare a te il nostro valore, ciò che abbiamo di valore, Signore. Vogliamo dedicarti tutto di noi. Vogliamo darti il nostro tempo, vogliamo darti le nostre energie, vogliamo darti il nostro cuore, la nostra vita. Ciò che riteniamo più prezioso, Signore, vogliamo che sia tuo, che sia tu a regnare. Sì, Signore, noi non vogliamo darti il ritaglio, non vogliamo darti quello che ci avanza, Signore. Non vogliamo darti quello che possiamo fare quando viene comodo a noi, quando siamo nelle nostre comodità. Noi vogliamo darti il meglio, Signore. E se questo meglio significa prendere coraggio e fare anche un passo di fede nell'incertezza, noi lo vogliamo fare, Signore. Aiutaci, Spirito Santo. Convincici, Signore, a fare passi di fede, anche quando brancoliamo nel buio, anche quando non sappiamo dove ci porterà, ma noi lo vogliamo fare, Signore. Tutto quello che facciamo vogliamo farlo per te, Gesù, vogliamo darti il meglio, vogliamo darti ciò che per noi è caro. Vogliamo che tu regni, Spirito Santo, vogliamo che tu regni nelle nostre vite, vogliamo che regni nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Vogliamo, Spirito Santo, donarti tutto quello che abbiamo, Signore, perché sappiamo che quando c'è la tua presenza c'è benedizione nella nostra vita. Nicodemo è stato un uomo benedetto
perché ha fatto quel gesto, Signore, un gesto importante, ha preso coraggio e si è mosso, Signore, andando anche contro quello che potevano pensare di lui, contro la sua stessa immagine. E noi così vogliamo essere, Signore, vogliamo metterci la faccia per te, vogliamo metterci il cuore, vogliamo mettere la nostra vita completamente a disposizione tua, Signore. Vogliamo, come oggi ha detto il pastore Maria Antonietta, vogliamo riconsacrarci a te, Spirito Santo, e vogliamo farlo ogni giorno. Vogliamo che ogni giorno scenda quella unzione fresca dentro di noi per fare, per portare avanti le tue cose, la tua opera, Signore, per fare la tua volontà. Perché molto spesso, Signore, facciamo la nostra volontà, facendola passare per tua, e ti chiediamo perdono, Signore, per tutte quelle volte che i nostri desideri, i nostri piaceri, i nostri pensieri li facciamo passare tuoi, Signore. Ma aiutaci, Signore, a liberarci completamente da noi stessi, da tutti quei pensieri che non ti appartengono, da tutti quei desideri che non sono tuoi, Signore. Vieni, Spirito Santo, a regnare con potenza dentro di noi. Vieni, Spirito Santo, a rinnovare ogni mattina il desiderio di consacrarci a te. Ogni mattina il desiderio di alzare le nostre braccia e dire: Signore, sono qui, fai di me ciò che vuoi oggi. Fai di me, muoviti tu, fai tu, parla tu. Agisci tu attraverso le mie mani, attraverso la mia bocca, attraverso i miei piedi. Muoviti tu, Spirito Santo. Dacci coraggio, Signore. Facci agire coraggiosamente, come hai fatto con Nicodemo. Dacci coraggio, Signore. Il coraggio di muoverci secondo la tua parola. Il coraggio, Signore, di muoverci in questi tempi difficili. Il coraggio di prendere quelle unzioni che tu ci hai dato e farle nostre, Signore. Tu sei grande, Signore, sei benedetto in eterno, sei glorioso, sei santo, e noi ti ringraziamo per questa parola che oggi ha scosso i nostri cuori. Fa che tornando a casa, Signore, noi possiamo meditare, riflettere, piegare le nostre ginocchia davanti a te e come un libro aperto, Signore, dirti tutto quello che veramente finora non è andato e cominciare invece un nuovo inizio, un nuovo giorno con te, una nuova consacrazione con te, Spirito Santo. Nel nome di Gesù intervieni tu, Signore, muoviti tu in ognuno di noi. Spirito Santo, toccaci ad uno e fa che veramente questa parola porti frutto nelle nostre vite, nel nome di Gesù. Grazie, Signore, a te va la gloria, a te va l'onore, a te, Signore, che hai vinto la morte, Signore, a te va ogni gloria e ogni onore. Amen, alleluia. Perché tu sei degno, Signore, degno della lode e dell'onore. Nessuno, Signore, è come te. Tu solo hai parole di vita eterna, perché tu sei vita eterna e noi vogliamo lodarti, onorarti.